Buongiorno e ben ritrovati con Focus TG. Da poco conclusa la puntata di Sveglia Veneti, la puntata speciale con Mirella Tuzzato e il presidente del Veneto Alberto Stefani. Se l'avete appunto seguita, tanti temi interessanti legati al sociale. Ci sono tante altre cose di cui parlare con il presidente Stefani, tanti temi da affrontare, quindi li riaffronteremo fra poco. Tornerà a trovarci il presidente del Veneto. Prima però c'è la cronaca, una pagina di cronaca e partiamo dai furti con un'area di Roncade che viene di nuovo colpita, ladri tra i campi e le case e le vittime ormai esasperate. Andiamo subito da Christian Arboit con Tommaso Migot. Buongiorno Christian. Buongiorno a te Nicola, a tutti i telespettatori di Rete Veneta. È stata una serata concitata, l'ennesima qui a San Cipriano di Roncade. Siamo in via Longhin, è una via molto lunga e che spesso in questi ultimi mesi è finita nel mirino dei ladri. L'ultima volta ieri sera verso le 6 e le 6:30 la presenza di questa coppia di delinquenti non è passata inosservata, perché ne hanno fatto un po' di tutti i colori. Non solo sono entrati in una casa, nella casa dove ci troviamo ora, ma poi hanno saltato recinzioni, sono entrati in altri cortili, in tanti hanno visto le torce di questi due soggetti. Una fuga che è continuata per diversi minuti tra i campi. A un certo punto sono partite diverse segnalazioni, è scattato anche un inseguimento da parte dei carabinieri. Ci troviamo nella casa che è stata visitata dai ladri, è un casolare, uno dei tanti casolari che si trovano affacciati su via Longhin. Qui con me c'è la proprietaria, la signora Martina. Abbassiamo la telecamera perché appunto la signora Martina ci ha chiesto di non essere ripresa in volto, però appunto ci dà la sua testimonianza. Mentre potete vedere le immagini di questi ladri all'interno dell'abitazione, come vedete sono travisati, sono incappucciati. Buongiorno Martina, cos'è successo ieri sera? Sono circa le 6. Sì, le 6, 6:30, 6:15. Sono entrati appunto due soggetti dalla finestra con le torce, tutti incappucciati. Non hanno trovato niente da noi perché non abbiamo nulla, e hanno rovistato per i cassetti e se ne sono fuggiti sempre dalla stessa finestra. Noi abbiamo l'allarme, per cui probabilmente sono stati veloci anche per quello, perché ha continuato a suonare. Abbiamo allertato subito le forze dell'ordine, che sono intervenute prontamente e insomma sono venuti qua, hanno controllato, sono arrivati anche prima di noi perché noi appunto non eravamo in casa, e hanno controllato. Quindi probabilmente sono entrati dal retro, hanno scavalcato una recinzione, forse hanno utilizzato un cancelletto, questo poco importa, poi sono entrati dalla finestra che è stata scassinata. Sì, esatto, finestra con balcone, è stato rotto il chiavistello del balcone e forzata la finestra, l'apertura della finestra, insomma. Poi sono entrati, hanno fatto irruzione in casa e hanno visitato sia il piano terra che il primo piano. Nelle immagini li vedete appunto che salgono anche le scale, uno in particolare anche ha un piccolo incidente. Sì, esatto, è scivolato dalle scale, probabilmente perché passando per i campi erano tutti infangati con le scarpe insomma piene di fango e probabilmente li hanno fatti un po' scivolare. Quindi hanno lasciato anche delle impronte, probabilmente esatto. Sono state rilevate dai carabinieri? Probabilmente sì. Ecco, comunque di fatto non c'è stato solo l'allarme della sua abitazione che li ha messi in fuga, ma anche altre segnalazioni, perché sono stati visti da più parti qui in via Longhin. Sì, esatto, anche i carabinieri ci hanno informato che in altre abitazioni qui vicino, sempre in via Longhin, sono stati avvistati sempre, immagino, le stesse due persone, insomma. Ecco, parliamo di un copione, lo ripeto, che si sta registrando insomma da tempo, perché è una via senza pace questa. Non riusciamo a capire se si tratta sempre degli stessi, chiaramente saranno le indagini a stabilirlo, ma questa zona di San Cipriano
a Roncade è particolarmente battuta. I carabinieri stanno chiaramente indagando senza sosta per capire appunto se si può risalire a questi responsabili, che probabilmente poi hanno preso una delle tante vie di fuga che si trovano in questo territorio. Siamo a ridosso anche dell'autostrada, anche per questo San Cipriano Roncade è una zona particolarmente battuta. Martina, le chiedo, riabbassando sempre la telecamera, che cosa si augura lei a questo punto? Non è successo nulla, nel senso non le hanno portato via niente, perché in casa non c'era niente, mi pare di capire. No, esatto, in casa non abbiamo nulla, e quindi sì, mi auguro insomma che non succeda più, né da noi né insomma in questa via, ma come da nessun'altra parte, e insomma che si trovi il responsabile di questi furti. Intanto vi siete dotati tutti di telecamere, di sistemi di allarme, insomma lo vediamo anche dall'immagine. Abbiamo l'allarme che appunto parte in caso di manomissione delle finestre o comunque che si apra una finestra, e le telecamere che si attivano con l'attivarsi dell'allarme. Infatti siamo riusciti a vedere, sono appunto nascosti, però siamo riusciti a vederli. Grazie Martina. Per il momento è tutto da San Cipriano di Roncade. Nicola, con Tommaso Migotta ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboite. Purtroppo una piaga che non si ferma, ne parleremo anche più tardi nel Vicentino e non solo. A proposito di Vicenza, c'è poi la questione delle truffe. C'è una truffa che viaggia su WhatsApp e che può costare molto caro, sta costando molto caro a tantissime persone. È un messaggio WhatsApp che costa carissimo a chi lo apre, perché vi ruba i dati personali e non solo, ed è una truffa in cui è caduto vittima, e per questo sta cercando di avvertire quante più persone possibili un assessore di Vicenza. Ciao Leone, se ti va potresti dare un voto a Francesca? È il messaggio arrivato tra gli altri all'assessore Leone Zilio, che suo malgrado ha contagiato centinaia e centinaia di cellulari. Il testo è rassicurante, cordiale e arriva da persone conosciute, per questo ancora più subdolo. Si tratta infatti di una truffa. Sto ricevendo, ma riceverete anche voi, tantissimi messaggi da parte di vostri conoscenti che sostanzialmente vi chiedono un piccolo aiuto economico, una piccola contribuzione economica per pagare il dentista, il notaio o quant'altro, giustificando che la loro carta attualmente non è attiva. Ovviamente anche questi sono messaggi hackerati e dovete ovviamente segnalarli o comunque non rispondere, non fare nulla di quello che vi richiedono. Altro che ballerina, quindi. Qui a ballare è la riservatezza, dato che cliccando su quel link viene chiesto, oltre al denaro, anche un codice che di fatto apre le porte della rubrica telefonica ai malintenzionati, con il rischio di una propagazione esponenziale di questa epidemia elettronica. Ci vuole un po' di attenzione in queste ore, perché ovviamente i messaggi sono dilagati. Solo io ho circa 4.000 contatti WhatsApp e il messaggio è arrivato quasi a tutti, e in queste ore ovviamente si sta esponenzialmente aumentando il numero di persone che hanno ricevuto questi messaggi. Quindi attenzione, se ricevete da parte di cari, di familiari, di amici, di conoscenti messaggi che vi richiedono somme di denaro, ovviamente non rispondete, cancellate il messaggio. È importante stare attenti, non cadere nella truffa, e ricordarci che se succede qualcosa dobbiamo immediatamente avvisare la polizia postale ed eventualmente rivolgervi a un'associazione di consumatori. Le è mai capitata una cosa del genere? No, è la prima volta. Purtroppo io non ho ancora capito come abbiano fatto ad accedere al mio account WhatsApp, ma sono in corso verifiche. Il telefono in queste ore purtroppo, come sentite, continua ad andare. Un'altra truffa, ma è un'altra vicenda, una vicenda di tutt'altro tenore. Per anni ha raggirato un sacerdote facendosi dare in totale, pensate, 100.000 euro. Condannata a 2 anni, la 29enne è fuggita dai domiciliari e ora è reperibile. La storia viene dal Padovano. Quando la fiducia viene ripagata con il raggiro è la vicenda che vede vittima un sacerdote, oggi 80enne, per anni parroco in città e nell'Interland, che tra il 2009 e il 2024 ha versato a una giovane donna, all'epoca dei fatti 12enne, circa 100.000 euro, convinto di aiutarla in presunte emergenze familiari e sanitarie, poi rivelatesi inesistenti. Il giudice per l'udienza preliminare di Padova ha condannato la 29enne serba, Nika Radmila, a 2 anni di reclusione e 1.000 euro di multa, oltre al risarcimento di oltre 64.000 euro
in favore del sacerdote. La sentenza è stata emessa con rito abbreviato. La donna però è attualmente latitante dopo essere fuggita dagli arresti domiciliari. Le responsabilità riconosciute riguardano gli episodi successivi al 2018. I fatti precedenti sono stati dichiarati prescritti. L'inchiesta ha ricostruito anni di richieste di denaro motivate da lutti, malattie e debiti mai riscontrati. Nel 2025 poi l'arresto, il trasferimento in carcere e i domiciliari con braccialetto elettronico fino alla fuga. Oggi la giovane è raggiungibile. L'allarme dei Maranza, ormai si dice così, non conosce confini, un po' in tutte le province. A Bassano cresce la preoccupazione di chi lavora e vive in centro storico. Arriva la proposta di una chat per fare segnalazioni tempestive alle forze dell'ordine, un po' come succede con i furti, ma questa volta è una chat dedicata ai Maranza. A Bassano crescono la paura e la preoccupazione per gli episodi di violenza che si stanno verificando nell'ultimo periodo. Episodi che vedono protagonisti soprattutto giovanissimi, come nel caso del ristoratore aggredito da un gruppo di minorenni in piazzotto Montevecchio. Hanno 14-15 anni appena, ragazzini senza scrupoli, senza regole, senza rispetto. Si vedono proprio degli eventi, degli episodi proprio di mancanza di rispetto anche con le persone anziane che stanno camminando, cioè non si parla di litigare nei locali, di comportamenti, si parla proprio di mancanza di rispetto e di educazione. Non ci pensano due volte ad alzare le mani, a picchiare, a ferire. L'allarme Maranza è crescente e dai commercianti arriva la proposta di far partire una chat SOS Centro Storico per segnalare direttamente alle forze dell'ordine situazioni di pericolo. Se l'amministrazione comunale creasse un numero WhatsApp dove i vari commercianti ma anche i cittadini potessero monitorare certe situazioni di degrado o di potenziale pericolo e segnalare tramite fotografia immediata al comando della polizia locale delle immagini, sicuramente riusciremo a scoraggiare certi comportamenti avendo un intervento preventivo delle forze dell'ordine. Velocizzare l'intervento delle forze dell'ordine, fornendo loro anche documentazione fotografica in tempo reale, un sistema che potrebbe fungere anche da deterrente. Potrebbe essere una soluzione, ne parleremo magari anche con l'assessore per trovare magari anche una formula più veloce. In città si respira un senso di insicurezza a cui i bassanesi non erano abituati. Ci si interroga sui perché di tanta violenza nei giovani e da qui parte l'appello ai genitori. I primi colpevoli sono loro perché non hanno insegnato il rispetto e soprattutto perché non vanno a monitorare il comportamento dei loro figli. Quindi i genitori, guardate le chat dei vostri figli, prendete il telefono in mano e guardate i messaggi che si scambiano. Sicuramente avrete un quadro più completo della situazione e saprete anche dove intervenire. E poi ci sono, non è neanche il caso di Camalli Maranza, ci sono le baby gang e ormai il livello dell'età si abbassa in modo preoccupante. Pensate a Montebelluna agli ammonimenti per 3 giovanissimi, un 14enne e 2 ragazzine di 12 anni diventati baby rapinatori. È la prima volta in cui 3 ragazzi, di cui 2 di 12 anni che per legge non sono punibili, dovranno seguire un percorso rieducativo, perché comunque magari certe volte basta poco per rovinarsi anche tutta l'esistenza per una sciocchezza fatta in giovane età. Si tratta di una prima assoluta non solo nella Marca trevigiana. Con gli ammonimenti emessi dal questore di Treviso Alessandra Simone nelle scorse ore scattano infatti anche dei percorsi di rieducazione. Protagonisti quei minori, un 14enne e 2 dodicenni che a fine dicembre si erano resi autori di 2 rapine in piazza D'Annunzio a Montebelluna. 4 nel complesso le vittime, tutti giovanissimi, a cui erano stati sottratti con la minaccia di pericolose ripercussioni i soldi dal portafogli. I baby rapinatori avevano anche paventato il coinvolgimento di loro parenti adulti per eventuali ritorsioni. Uno scenario inquietante, con i carabinieri che hanno presto identificato la banda, 2 ragazzi e una ragazza. Ora per loro si prospetta lo stretto monitoraggio di educatori e psicologi dell'ULSS 2 nell'ambito della task force educativa avviata con la questura. 2 le fasi: primo il coinvolgimento della famiglia, secondo quello della scuola, con un occhio di riguardo al tempo libero. E poi nel pomeriggio seguirlo chiaramente all'interno o col mondo del volontariato, quindi facendo assistenza nei centri servizi o altre con i CEOD, oppure facendo sport e quindi un rapporto con le associazioni sportive. Questo per fare in modo di creare
quell'ambiente, quell'humus dove la persona, il minore, possa reintegrarsi bene all'interno della propria comunità. Fino a oggi di fatto non c'era nessun percorso istituzionalizzato per i minori di 14 anni che, se da un lato restano non perseguibili penalmente, dall'altro ora possono essere recuperati. È anche doveroso, nel momento in cui questo compie un atto delittuoso, che venga seguito in modo serio, come farà ovviamente l'ULSS, per fare in modo di essere rieducato. Poi potremmo anche aprire una parentesi sulle famiglie, perché anche certe famiglie dovrebbero essere probabilmente rieducate. Non mi sto riferendo a casi di specie, ma parlo in generale. Maranza, bulli, violenza giovanile. Il fenomeno, al di là dei termini, interroga tutte le generazioni, a Montebelluna come altrove. Comunque servono, dipende come vengono fatti sti corsi. Se viene insegnato loro il rispetto, l'educazione, e dopo bisogna però interpellare anche i genitori di questi ragazzi, perché dipende tanto anche dalla famiglia. La famiglia deve essere il perno di tutto. Meno male, chissà che si faccia qualcosa, perché è veramente diventata una cosa un po' importante anche per me, che avevo attività qua in centro. Avere questi ragazzi, cioè, tiene fuori da gente comune, ha paura di venire in centro, di fare spese, di fermarsi. Sì, devono fare qualcosa, perché è diventato veramente un problema non indifferente. E poi il caso della scolaresca padovana, l'abbiamo raccontato in questi giorni, è rientrato in Italia in queste ore il pullman della Battistuzzi. Siamo nel Trevigiano, dal Conegliano, dopo l'ultimatum del titolare che aveva tenuto fermo il mezzo a Praga. I ragazzi erano in gita a Praga a causa della scolaresca fuori controllo sia sul pullman che poi in hotel. Aveva lanciato anche un ultimatum di non effettuare il viaggio di ritorno senza garanzie di sicurezza, un ultimatum che evidentemente è servito. La corsa è ripresa, questa mattina alle 7 regolarmente sono partiti e hanno fatto anche la sosta a Mauthausen come era di programma. Diciamo c'è un po' di rigidità, di poca collaborazione diciamo con l'autista rispetto agli insegnanti. Il rapporto è freddo diciamo, però ovviamente questo tutto clamore che ha fatto la cosa ha impaurito un po' sia gli insegnanti che i ragazzi. Adesso si stanno comportando, da quello che mi dice l'autista, sono circa a Salisburgo in questo momento, e si stanno comportando bene. Alla fine l'ultimatum ha funzionato e la scolaresca padovana in gita a Praga ha ripreso la strada di casa a bordo del pullman della ditta coneglianese Battistuzzi. L'alternativa del resto era rimanere a piedi nella capitale della Repubblica Ceca. Lo stesso titolare Vito lo aveva messo nero su bianco con tanto di lettera dopo aver registrato comportamenti fuori controllo da parte degli studenti sia dentro che all'esterno del mezzo. Rifiuti, sigarette, notti insonne, causa chiasso, con l'autista che si era rifiutato di procedere con il viaggio. Massimo in tal senso il sostegno del titolare, che ha così voluto ribadire un concetto fondamentale. Quando parliamo di sicurezza, in questo caso parliamo di due sicurezze dal mio punto di vista. Parliamo di sicurezza dell'utenza, degli utenti che sono seduti a bordo dell'autobus, ma parliamo anche di sicurezza sul lavoro dell'autista che sta guidando. Ma non è sempre così. Nei mesi scorsi una scuola di San Vendemiano, che era stata ripresa in forma bonaria per aver lasciato delle cartacee sul pullman dopo una gita, era corsa ai ripari, non solo con una lettera formale di scuse da parte della dirigenza, ma anche con messaggi diretti degli studenti all'autista. Insomma, fa intendere Battistuzzi, scuole e genitori, se vogliono, possono fare la differenza e potrebbero farla anche in questo caso, che è ben più grave. Io ritengo che non devo io chiederla la lettera di scuse, ma dovrebbero essere le coscienze di queste persone, genitori, quando arriveranno a casa e ne parlano, la loro coscienza dovrebbe spingerli a scusarsi con chi merita le scuse. Non è un ragazzo che va in giro a spasso così per divertirsi, ma è un padre di famiglia che sta lavorando e che ha il diritto di essere rispettato e di viaggiare in sicurezza. Lasciamo per un attimo la cronaca, andiamo a Padova, c'è l'allarme del Proloco del Veneto, del padovano in questo caso, ed è un allarme importante, forte in un territorio, quello del Veneto, dove le sagre e il volontariato sono una forza costante, un nucleo importante della regione. Marta Zatta, buongiorno.
Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, hai detto bene, dal 1° gennaio scorso è entrato in vigore il nuovo codice che regola la fiscalità delle proloco delle sagre, imposte più pesanti, insomma, che rischiano di mettere in ginocchio queste realtà partecipate dai cittadini e volute anche dai cittadini. A lanciare l'allarme è l'Umpli. Io sono in compagnia del presidente di Umpli Padova, Giuseppe Pengo. Presidente, allora avete lanciato questo allarme perché siete seriamente preoccupati. Sì, allora dal 1° gennaio tutte le proloco fanno parte del RUNS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Quello che ci preoccupa è oltre la soglia, sotto o sopra gli 85.000 euro come ci è stato dettato, ma soprattutto come dobbiamo gestire un po' la cosa. Le manifestazioni che fanno le proloco sono quasi sempre manifestazioni di interesse generale, nel senso che andiamo a promuovere quello che è il territorio piuttosto che il piatto tipico o altro. Allora lì ci sono delle fiscalità diverse, però poi siamo a soggetti poi a delle verifiche che ci potrebbero far passare dalla parte commerciale. Ecco che allora dovremo comunque mantenere una contabilità ordinaria, il registratore di cassa e quant'altro. Ecco che allora diventerebbe un po' ingestibile per le proloco fare questo, anche perché c'è bisogno comunque di un consulente esperto in questo. Proprio quello che consigliamo alle proloco è stare attenti come ci muoviamo da adesso in poi, perché non possiamo sbagliare niente. È a rischio anche in questo caso la tradizione magari di un paese, di un comune che ha lavorato tantissimi anni per costruire magari una festa insomma partecipata dai cittadini, e questo sicuramente non lo vuole l'Umpli, ma non lo vuole neanche la comunità. Assolutamente, lei ha detto giusto, e il problema è proprio questo, che certe proloco, specialmente magari le più piccole, i direttivi anche un po' più anziani, dicono ma chi ce lo fa fare? Cioè piuttosto non lo facciamo. Noi per solidarietà abbiamo detto ci verrà forse la voglia di incrociare le braccia anche noi, però prima di arrivare a questo speriamo di trovare una soluzione. Quindi lanciate anche un appello, in questo caso al Veneto, ma anche a Roma. Noi ci siamo inventati stamattina di mandare tutti gli articoli che abbiamo letto oggi, proprio per dare credito, far rete e fare massa critica su questo, in modo che così possa arrivare direttamente anche all'Agenzia delle Entrate tramite le persone preposte, e che si diano un po' una regolata, tra virgolette, a favore, proprio perché il volontariato, che quello che facciamo noi, è una cosa, è un'anima sana che un paese non può farne a meno. Ecco, io ringrazio il presidente Giuseppe Pengo, presidente dell'Umpli Padova, e la linea può ritornare allo studio. Allora, grazie a Marta Zatta. Qualche secondo di pubblicità, poi con noi il presidente del Veneto Alberto Stefani. Rieccoci in studio, in diretta con Focus TG. L'avete visto già con Mirella Tuzzato a Sveglia Veneti. Ritorna a trovarci il presidente del Veneto Alberto Stefani. Buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, con Mirella abbiamo affrontato temi molto sociali. Ci sono tante altre cose di cui dobbiamo parlare con lei. Grazie per essere con noi. Non posso non partire dalla giornata di ieri strepitosa a Cortina, con la presenza del capo dello Stato Mattarella, baciata anche dall'oro di Federica Brignone e non solo. Che sensazione è stata quella giornata di ieri, e se ha avuto modo di fare due chiacchiere con Mattarella? Beh, assolutamente sì, è stata una giornata molto importante anche per il Veneto, insomma poi occasioni come questa ci permettono anche di intrecciare rapporti, relazioni, e soprattutto di parlare del futuro del nostro territorio e soprattutto di quella che sarà poi l'eredità delle Olimpiadi, perché adesso giustamente siamo qui a parlare degli ultimi delle gare e dei giorni legati alle Olimpiadi, poi ci sarà la grande responsabilità che avrà la Regione del Veneto di far fruttare tutto questo nei prossimi anni, e quindi lavorare su quelli che sono gli aspetti che ovviamente resteranno delle Olimpiadi di infrastrutture, anche la sanità. Ieri siamo stati all'ospedale di Codivilla a Cortina, che sarà poi messo a servizio dei cittadini. Il cosiddetto policlinico olimpico. Esattamente, che poi diventerà un ospedale, diciamo un presidio sanitario a tutti gli effetti, e che permetterà anche ovviamente la cura dei cittadini veneti e così via. Il mondo imprenditoriale Belluno ha una grande possibilità, così come ce l'ha tutto il Veneto, di crescere e di guardare avanti. Quindi insomma è importante mantenere poi le strutture, questo perché era uno dei grandi dubbi e delle contestazioni, no? Sì, assolutamente, è fondamentale farlo, e soprattutto rendere alcuni territori sempre più attrattivi, perché poi ovviamente un conto è
avere una vetrina internazionale, un conto è poi vendere il prodotto che quella vetrina internazionale ti permette di vedere. Noi abbiamo il grande compito di ovviamente rendere concreto tutto questo nei prossimi anni. Questa è la sfida che poi dovremmo compiere. Allora, a proposito di sfida, abbiamo fatto un titolo che è molto temporale, diciamo cronologico, dunque elezioni a fine novembre, siamo quasi a fine febbraio, all'inizio di marzo saranno 100 giorni a Palazzo Balbi, diciamo 3 mesi, poco più di 3 mesi. Allora, intanto un primo bilancio di questi 3 mesi. Sono stati 3 mesi molto intensi, perché ovviamente essendo stato proclamato il 9 di dicembre, adesso abbiamo ancora l'ultimo mese dei 3, ma le scadenze entro fine anno, la riprogrammazione dei fondi comunitari, il bilancio di previsione da adottare, le grandi sfide che abbiamo davanti con la nomina dei nuovi direttori generali della sanità a fine mese, insomma sono stati mesi intensi ma gratificanti, perché poi si toccano con mano i problemi, si cerca di trovare delle soluzioni concretamente come piace a me, insomma, quindi avere anche un rapporto diretto con i cittadini sicuramente costa fatica, costa sacrificio rispetto a stare chiuso in un ufficio con 100 segretari, no? Quindi è importante andare in mezzo alla gente, parlare, affrontare le questioni e affrontare anche le sfide che abbiamo davanti, la riprogrammazione di fondi comunitari che sicuramente da una parte c'è imposta dall'Europa, ma dall'altra all'interno delle priorità europee possiamo avere una nostra narrazione, quella del social housing, del piano casa, che è un piano fondamentale per superare l'emergenza abitativa, in particolare dei più giovani che oggi non possono permettersi un affitto a prezzi ragionevoli, e non possiamo pensare che un giovane infermiere venga a lavorare in una grande città con affitti ad oltre 1.000 euro per prenderne poco più. Qualcuno mi deve spiegare come un giovane infermiere sia costretto a rimanere in Veneto rispetto ad andare altrove, dove magari all'estero guadagna di più e ha ovviamente dei prezzi più ragionevoli. Noi dobbiamo garantire ovviamente una strategia, e la strategia è garantire un piano casa importante, lavorare per i cittadini del Veneto, lavorare sulla competitività. Altri fondi sono stati destinati alla resilienza idrica, altro tema molto discusso anche in queste trasmissioni per quanto riguarda ovviamente il rischio idrogeologico. Abbiamo investito oltre 28 milioni per ridurre il più possibile il rischio idrogeologico del nostro territorio, e lo faremo con convinzione. È più vicino al ruolo di sindaco quello di Presidente Regione che non da deputato? Beh, io ho voluto impostarlo così, credo che un Presidente di Regione debba essere il sindaco dei Veneti, no? Quindi cercare di affrontare le situazioni anche caso per caso, metterci la faccia, cercare di gestire le grandi sfide che abbiamo davanti e farlo in mezzo ai cittadini, non farlo rinchiuso in un palazzo, perché poi è questo quello che conta, soprattutto in un territorio come il Veneto che va conosciuto, va anche amministrato tenendo conto delle amministrazioni locali. Noi abbiamo aperto un canale diretto tra presidente e sindaci, io vengo tra l'altro da quell'esperienza amministrativa, e riuscire a lavorare in squadra è fondamentale per garantire i servizi. I sindaci sono il primo baluardo dei cittadini e noi come Regione del Veneto dobbiamo lavorare in sinergia con tutti loro. Peraltro ha parlato di casa, social housing, sociale e ambiente, no? Per quanto riguarda i fondi, la riprogrammazione dei fondi europei. Sono temi molto vicini anche al centro-sinistra. Quello che ha colpito molto in questi primi mesi è la sua trasversalità di temi, che forse, non so, ha spiazzato anche l'opposizione, non lo so, oppure l'hanno visto come qualcosa di positivo, di sorprendentemente positivo, non lo so. Anche quando lei ha parlato della lobby veneta, ha fatto intendere che poi nel futuro si potranno come dire, inserire in questa forza, diciamo, politica veneta anche gli esponenti dell'opposizione. Questa trasversalità è importante per lavorare insieme, questo è il concetto. Non solo si potrà, si dovrà, perché io ho fatto 8 anni all'interno delle istituzioni del Parlamento italiano, so benissimo che ci sono altre regioni che sui temi relativi alla loro regione, ai loro territori, fanno squadra, destra, sinistra, qualsiasi tipologia di estrazione politica fa gli interessi di quel territorio, e anche noi dobbiamo imparare a farlo, e soprattutto dobbiamo lavorare in sinergia. I consiglieri regionali devono sapere cosa sta avvenendo a livello parlamentare, i parlamentari devono sapere cosa sta avvenendo a livello europeo. Se si fa sinergia e ci si sente nella presentazione di emendamenti, nel deposito di progetti di legge, nella strategia comune di
di portare a casa gli interessi del nostro territorio, si ottengono dei risultati. Noi come Veneto su questo dobbiamo fare un grande lavoro, è stata definita lobby veneta, no, fare gli interessi del Veneto, un gruppo di persone che vanno nelle istituzioni e portano a casa risultati e finanziamenti per il Veneto. Questa è la grande sfida che abbiamo davanti, l'abbiamo fatto mettendo insieme consiglieri regionali veneti, parlamentari veneti, europarlamentari veneti. Mi piacerebbe che su questo lavoro ci fossero anche le forze di centrosinistra, perché quando si tratta di fare interessi del nostro territorio noi non dobbiamo avere il colore politico, dobbiamo mettere davanti al colore politico i colori della bandiera del Veneto. Questa è la grande sfida che abbiamo davanti. Altri territori su questo già lo fanno in Parlamento e portano a casa dei risultati. Noi non dobbiamo dividerci quando di mezzo c'è l'interesse dei veneti. È una nostra responsabilità, non è solo un nostro dovere. Ha trovato un'apertura? Sta trovando aperture? Sto trovando delle aperture, tra l'altro su alcuni temi. Io il primo intervento che ho fatto in Consiglio regionale è stato proprio su questo. Ci sono alcuni temi su cui destra e sinistra non devono esistere dei cittadini che sono stati eletti da delle comunità, così come sono i consigli regionali, che fanno l'interesse della comunità. Come posso io essere contrario a una proposta che tiene conto di caregiver, di persone che si prendono cura di un familiare, così come il centro-sinistra come può essere contrario su una proposta di questo tipo? Quindi ci sono degli interessi in comune, portiamo a casa i risultati, altrimenti nella lotta tra bande e nelle divisioni ci rimettono i cittadini del Veneto. Quindi una visione molto trasversale, anche innovativa. Questo quanto però magari può portare a... quanto costa quando si è comunque all'interno di un partito? Beh, diciamo che costa determinazione, tempo, sacrifici, perché ovviamente ci deve essere un dialogo in corso, poi è giusto che ci siano anche idee differenti, però è anche vero che su alcune idee non credo che un'idea possa essere astrattamente ricondotta alla sinistra o alla destra in materia di sanità. Si tratta di fare interessi dei cittadini o non farli. Noi vogliamo farli a tutti i livelli, quindi non solo in Regione ma anche in Parlamento, anche in Europarlamento, in modo tale che non ci siano persone che in Veneto dicano una roba e dopo a Roma vanno a votare l'esatto opposto o in Europarlamento votino tutt'altro. E ha parlato di sanità, mi fermo un secondo sulla sanità, in questi giorni si è parlato della stata di agitazione nell'Ulsotto dei pronto soccorso, insomma è un problema quello dei pronto soccorso che è abbastanza comune e non è l'unico problema della sanità del Veneto, poi ci sono le eccellenze, ovviamente abbiamo raccontato anche in questi giorni di interventi innovativi. L'assessore Gerosa dice che bisogna puntare su dei grandi centri di eccellenza ma anche sulla sanità di prossimità. Questione medici è una questione necessariamente legata anche a Roma, ovviamente. Però il problema resta, la ricerca poi per esempio di medici dall'estero, cioè si arriva a questo ma è un paradosso. Beh, innanzitutto dobbiamo avere una strategia che stiamo adottando in questi giorni, quella di garantire sempre di più la sanità territoriale. Io da 2 giorni sto girando le 99 case di comunità, che sono queste nuove strutture che stiamo realizzando, che andremo a realizzare nel corso dei prossimi mesi per garantire l'accesso alle cure primarie. Lì ci saranno medici di medicina generale, ci saranno infermieri, ambulatori infermieristici, ambulatori medici, ci saranno degli uffici dedicati all'assistenza domiciliare integrata, dei soggetti che ricevono l'assistenza domiciliare a casa, ci saranno altre strutture che aiuteranno la medicina del territorio e saranno accoglienti per garantire ovviamente il primo accesso del cittadino alla sanità. Vogliamo andare nei territori e quindi dislocarli in 99 punti, poi ci saranno anche le case di comunità SPOC che andremo a fare nel corso dei prossimi mesi, dei prossimi anni, e offrire ai cittadini sempre una continuità assistenziale H24, non solo il medico di base, così diciamo definito medico di medicina generale, ma soprattutto un'estensione oraria a tutte le ore del giorno. Questa è la grande sfida che noi abbiamo davanti, le sto girando tutte. Ovviamente per far questo serve un lavoro di squadra. Abbiamo creato e attiveremo nei prossimi giorni una task force dedicata alle case di comunità e agli ospedali di comunità, con gli ordini dei medici, le ovviamente organizzazioni sindacali anche di medici e medicina generale, creare un dialogo per affrontare una sfida comune. Quando tutti sentiranno la sanità una sfida comune e non rivendicazioni di parte politica e non solo, riusciremo ad affrontare questa sfida. Questo tavolo, questa task force, quando potrebbe essere operativa? Già la prossima settimana in Regione del Veneto e ovviamente ci sono già delle interlocuzioni in corso con gli attori di questo tavolo e andremo poi periodicamente a monitorare lo stato dell'arte, ad aggiornare anche i cittadini del Veneto su quello che faremo e soprattutto a rendere operative le case di comunità, perché i cittadini dovranno conoscere
questo strumento innovativo e soprattutto dovremo integrarle con la telemedicina. Il futuro è sempre di più l'applicazione della tecnologia al servizio della sanità. Ci sono degli strumenti di monitoraggio importanti anche da remoto che stanno portando dei risultati molto interessanti in Veneto e noi la sfida della tecnologia dobbiamo vincerla per primi. Task force significa anche appunto evitare che che non ci sia dialogo, perché poi il problema è quello, no? Il dialogo è alla base delle soluzioni anche delle case di comunità. Noi dobbiamo mettere insieme tutta la struttura, far sì che il medico di medicina generale, le organizzazioni relative e la regione dialoghino, trovino soluzioni, perché abbiamo una corsa contro il tempo da fare e se nella corsa contro il tempo invece di trovare delle soluzioni ci diamo spallate, non portiamo a casa i risultati. Dobbiamo dialogare, sentire la questione come una cosa di tutti, come una sfida di tutti nell'interesse dei cittadini, oltre a medici, infermieri, personale sanitario, che io ringrazio per il lavoro straordinario che ogni giorno fanno al servizio del nostro territorio. Lavorare anche sugli accordi integrativi regionali, altro grande tema che so ieri l'assessore Gerosa ha lanciato, e soprattutto essere al servizio della sanità pubblica. Ecco, questo è un altro dato importante, perché poi si è parlato anche, no, la prevalenza, il pericolo della prevalenza del privato sul pubblico. Sì, poi su questo bisogna anche fare chiarezza, perché ci sono alcune strutture che i cittadini riconoscono come pubbliche che in realtà sono privati accreditati d'eccellenza, cioè NEGRAR. Molti cittadini magari che ci stanno seguendo da casa conoscono bene le eccellenze di realtà come NEGRAR per alcune tipologie ovviamente di cure, ma quello è un privato accreditato che però garantisce eccellenza al nostro territorio e ovviamente anche quello andrebbe visto nel calderone di servizi convenzionati. Poi c'è il privato puro che è tutt'altra cosa e ovviamente non riguarda i convenzionamenti, quindi anche su questo è doveroso fare anche chiarezza nel rispetto della sanità pubblica che resta la stella polare del nostro territorio. Allora, lei ha parlato di dialogo, sto per chiudere e dopo la libero e grazie per essere stato con noi. Ha parlato di dialogo, forse è più facile il dialogo sulla sanità che un dialogo a volte all'interno di un partito. Allora, so che lei vuole parlare di cose amministrative, però una domanda politica gliela faccio. Oggi c'è un federale a Milano, ci sono tanti temi per la Lega sul piatto. Intanto, secondo lei chi potrebbe essere al posto di Vannacci, il vice segretario che prende il posto di Vannacci? Ma queste sono scelte del segretario, ovviamente io non mi metto in mezzo a scelte di questo tipo perché ho ben altri pensieri in questo periodo della mia vita e mi occupo ovviamente dei cittadini del Veneto. E i congressi, la situazione dei congressi, sto pensando anche al Veneto, enti provinciali, com'è la situazione? So che c'è la possibilità di andare già a congressi provinciali nei prossimi mesi e che questo sia importante perché io li ho promossi quando ero segretario regionale e sono convinto che rappresentino dei momenti di condivisione importante nel nostro territorio. L'ultima domanda e torniamo ai 3 mesi. Qual è la cosa che l'ha colpita di più? Positivamente o negativamente, magari positivamente in questi 3 mesi? C'è qualcosa che proprio dice, cavoli, non me l'aspettavo? Beh, innanzitutto una forte sinergia con il territorio. Questo è un aspetto molto importante, perché quando arrivi è importante anche avere una forte sinergia con le istituzioni locali, con i cittadini e questo ci permette anche di poter lavorare e intercettare probabilmente anche prima determinati problemi o comunque poterli affrontare una volta che sono appena emersi. Questo è un qualcosa di importante che il Veneto ha e che il Veneto offre alla sua amministrazione regionale, quindi ne sono assolutamente felice. Bene, io ringrazio, grazie per essere stato con noi, ha fatto un tour de force oggi negli studi di Media Nord-Est, grazie al Presidente Stefani e buon lavoro ovviamente. Noi torniamo a parlare, allora rivediamo, abbiamo parlato con il Presidente della giornata di ieri a Cortina, andiamo a vedere allora la giornata, rivediamo un po' quegli abbracci tra Mattarella e Brignone, è una giornata importante per Cortina, allora vi chiedo la regia se riusciamo a vedere la giornata straordinaria di Cortina di ieri e salutiamo il Presidente. Grazie. Grazie a voi.
È questa l'immagine di una giornata indimenticabile, aggettivo usato più volte dallo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che a Cortina ha portato alle atlete impegnate nel Super G il supporto di un intero paese. L'abbraccio con Federica Brignone è liberatorio. Quanto sofferta è stata la reazione del Presidente alla caduta dell'altra grande azzurra, Sofia Goggia. Con lui c'è anche la Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry. Ma il sostegno alle atlete e agli atleti si vede anche nei piccoli gesti, con Mattarella accompagnato dalla figlia Laura che pranza al villaggio olimpico dopo aver salutato anche le autorità locali, a partire dal presidente della regione Alberto Stefani, il sindaco Gianluca Lorenzi, il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin, lo stesso Giovanni Malagò, i vertici del CONI. Presidente, ben arrivato. Grazie a lei. Ma l'accoglienza non è solo istituzionale. Nel pomeriggio davanti a Casa Italia, a meta finale del viaggio a Ampezzano, partono gli applausi da ogni angolo della strada. Dentro Casa Italia Mattarella parla di gesta atletiche, di sport e valori. Complimenti a tutti i vostri gli altri atleti e le altre atlete che stanno realizzando in questo momento non soltanto una presenza italiana nei giochi, ma il segno dell'amicizia con tutti gli altri atleti e le altre atlete di ogni altro paese. E questo è il senso delle Olimpiadi, è il senso di Casa Italia, che si apre a tutti coloro che verranno per condividere le bellezze di questi luoghi, ma anche i valori della fraternità umana, della condivisione delle prospettive tra tutti i popoli attraverso lo sport. E nella giornata d'oro di Cortina in Corso Italia c'è anche il vescovo di Belluno Feltre per una riflessione che non è soltanto di fede. Sono davvero molto ammirato nella capacità, nella bravura di questi giovani. Ecco, mi colpisce proprio il fatto che questi giovani stanno dicendoci qualcosa anche a noi e stanno sprigionando qualcosa. C'è bisogno di farla venire fuori la vita in tutte le sue possibilità, potenzialità. Questo anche nel rilancio, nel pensiero del rilancio del futuro di questa provincia e di questi territori. Soprattutto questo, ma anche nel contesto più ampio, e come vediamo se una parte non funziona scombina il resto. Dobbiamo imparare a combinarci di più a livello anche così più internazionale. Me lo auguro di cuore. Ed è proprio attraverso lo sport che il mondo guarda a Cortina e all'ormai mitica Olimpia delle Tofane, la pista che domina la conca. Quando arrivano le frecce tricolore, la sensazione generale è che la giornata da indimenticabile sia destinata a diventare memorabile. Torniamo alla cronaca, un grave incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Motta di Livenza. Un operaio che lavora in una ditta che opera nel settore agricolo di Motta di Livenza. L'uomo, a seguito delle ferite riportate, la dinamica è ancora da stabilire, ha subito purtroppo l'amputazione del braccio destro. È stato poi trasportato all'ospedale con l'elisoccorso, sul posto anche Spisa e Carabinieri per la verifica della dinamica dell'incidente, purtroppo un grave incidente sul lavoro nel Trevigiano. L'intervento invece dei Vigili del Fuoco a Limena, siamo di nuovo a Padova, per un'auto distrutta dalle fiamme. Incendio di un'autovettura a Limena verso le 22 di ieri sera. L'auto, una BMW familiare, stava percorrendo la tangenziale in direzione Cittadella quando, per cause ancora da accertare, sono partite le fiamme. L'uomo alla guida è riuscito a portarsi in un'area di sosta prima di allontanarsi dal mezzo senza conseguenze. I vigili del fuoco, subito allertati, sono riusciti a contenere le fiamme che hanno divorato l'auto. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione. La cronaca giudiziaria, siamo nel veneziano, la procura aveva chiesto l'archiviazione per tutti e 6 medici coinvolti, invece parliamo della vicenda del piccolo Mattia a Coada, sono medici dunque del ULSS 3. Dopo l'opposizione della famiglia sono stati disposti nuovi accertamenti sulla morte di Mattia Coada. Clamorosa svolta nelle indagini per la morte di Mattia Coada,
la Procura di Venezia aveva chiesto l'archiviazione per tutti e 6 i medici dell'ULSS 3 Serenissima in servizio all'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia. La morte del bambino di 8 anni, residente a Cabianca Lido di Venezia, è stata imputata a un malore imprevedibile e fulminante. La famiglia però si è subito opposta a questa conclusione. Dopo l'opposizione alla richiesta di archiviazione, la giudice per le indagini preliminari Carlotta Franceschetti ha disposto l'archiviazione solo per 2 dei 6 medici coinvolti, e cioè il primario del reparto di pediatria e uno degli anestesisti. Per altri 4 medici, 2 pediatri e 2 anestesisti, sono stati richiesti altri accertamenti che dovranno completarsi entro 4 mesi. La famiglia è assistita dagli avvocati Renato Alberini, Augusto Palese, Gianluca De Biasi e Alessandro Gianni. Questa vicenda, almeno in parte, non è chiusa e potrebbero arrivare nuovi sviluppi. L'avvocato della famiglia Coada, Augusto Palese, sottolinea il lavoro dei consulenti di parte a nome del collegio legale che ha presentato opposizione. Così facendo, il giudice ha dato rilevanza agli approfondimenti effettuati dai consulenti e dagli specialisti nominati dai difensori dei familiari di Mattia. Poi ribadisce la lotta dei genitori di Mattia. Parallelamente, oltre all'ambito penale, è stata avanzata anche richiesta risarcitoria nei confronti dell'ULSS 3 Serenissima in ambito civilistico risarcitorio per responsabilità di natura strutturale. La tragedia era avvenuta sulla Marmolada, l'addio nella sua Romano De Zelino, ieri la commozione per i funerali di Alex Farronato travolto da una valanga. Io sono sicuro che Alex continuerà a sorridere di gusto guardando noi dall'alto, adesso che è arrivato sul più alto dei monti. Una chiesa gremita per l'ultimo saluto ad Alex Farronato. Centinaia le persone che hanno raggiunto San Giacomo di Romano De Zelino proprio per ricordare il 41enne travolto da una valanga il 7 febbraio. Una morte improvvisa mentre faceva ciò che più amava, come hanno sottolineato gli amici durante il funerale. Grazie per averci insegnato ad amare la montagna e ad averla condivisa con noi. Grazie per averci sempre accompagnato in splendide avventure che solo chi le ha vissute insieme a te può veramente capire quanto meravigliose siano state. Rose, tulipani e gerbere gialle, di un giallo acceso, proprio come la sua energia, la sua voglia di vivere la vita appieno, la sua risata contagiosa. Alex c'era sempre per gli altri, non mancava mai a una festa, per molti era la luce del gruppo. Questa la sua qualità più grande, quella che tutti porteranno nel cuore. Questo era il tuo spirito, Alex, di una guida, di un amico, dal cuore grande che non lasciava mai indietro nessuno, non solo in montagna, anche nella vita. Sempre a rassicurarsi e rassicurarci che tutti stessimo bene. Un vuoto che mai potrà essere colmato né dimenticato, perché anche nel dolore immenso della perdita, Alex lascia una lezione che resta per sempre. L'amore verso la tua amata montagna, la vivevi con una passione autentica. Se gli avessimo chiesto oggi perché lo fai, ci avrebbe sicuramente risposto perché mi fa sentire vivo. Per Ale la vita era una sola e andava vissuta così, pienamente, senza paura, cercando la libertà e la bellezza fino all'ultimo istante. Cambiamo argomento, nessun rientro in Italia per Mary M, che fu arruolata, lo ricorderete, con l'ISIS. La conferma arriva dal sindaco di Arzergrande, che ha tranquillizzato i concittadini preoccupati. Sono stato raggiunto da decine di messaggi preoccupati, cittadini per questo potenziale arrivo. Notizie ufficiali non ne abbiamo, quindi non è previsto il rientro, l'arrivo di Meriam. Sono molti i cittadini di Arzergrande preoccupati per un possibile rientro nel piccolo comune della Bassa Padovana di Meriam Reaili, la giovane di origine marocchina che nel 2015 a 19 anni era fuggita di casa per arruolarsi nelle file dell'ISIS in Siria. Il sindaco di Arzergrande, Filippo Lazzarin, chiarisce che al momento non ci sono possibilità di un ritorno della ragazza. La sua presenza in paese non sarebbe opportuna
spiega Transhan, il primo cittadino. Da qualche anno dopo la caduta del califfato, Meriem, oggi 29enne e madre di 2 bambini, vive in un campo profughi siriano. Il padre, Redouane Reaili, ha rivolto un appello perché la figlia possa rientrare in Italia insieme ai suoi piccoli, avuti con il marito, sposato in Siria, un miliziano di origine palestinese, morto in battaglia. Il nostro no è quello di una comunità comunque accogliente, però di persone per bene, regolari, che soprattutto non hanno una condanna pendente. Rispetto ai figli di questa ragazza bisogna trovare delle soluzioni alternative se vogliono rientrare. Ovviamente adesso non ci sono i presupposti. Meriem nel 2017 è stata condannata in contumacia dal Tribunale di Venezia a 4 anni di reclusione per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Una storia che arriva sempre dal Padovano, ma di tutt'altro tenore. Si accascia in bici davanti al municipio di Grantorto. Un 70enne colpito da arresto cardiaco viene salvato dall'intervento di un consigliere comunale che è anche soccorritore del 118. Dopo il tassista eroe che nei giorni scorsi a Padova salvò la vita a un cliente con un arresto cardiaco in atto, la storia si ripete a Grantorto. È stato infatti determinante l'intervento del consigliere comunale Alberto Carraro, dopo che un uomo di 70 anni ha perso i sensi proprio davanti al municipio dove si trovava Alberto. L'anziano è stato colto da un arresto cardiaco mentre era in sella alla sua bicicletta. Dopo che alcune dipendenti hanno lanciato l'allarme, Carraro è corso in suo aiuto. Quando mi sono accorto della gravità, ho cominciato subito il massaggio cardiaco, poi ho visto che un operatore della polizia provinciale, che tra l'altro anche loro erano dai carabinieri forestali, era già in contatto con il 118, ho parlato con l'operatore delle centrali del 118, gli ho detto qual era la situazione, insomma che il paziente era praticamente incosciente e stavamo facendo l'RCP. Nel momento in cui poi ho posizionato il defibrillatore semiautomatico, mi ha detto che il ritmo non era defibrillabile, dunque ho capito che era un arresto cardiaco. Fortuna ha voluto che Alberto, oltre a far parte dell'amministrazione comunale, da oltre 25 anni è anche un autista e soccorritore del 118, quindi con una lunga esperienza alle spalle che gli ha permesso di gestire la situazione. Ho continuato la rianimazione finché è arrivata la prima ambulanza, che è l'ambulanza infermierizzata di Piazzola, che con l'infermiere poi è sceso, ha intubato il paziente. Abbiamo continuato le manovre di rianimazione, abbiamo messo anche il Lucas, che è un macchinario che serve per fare il massaggio cardiaco esterno, liberando gli operatori in modo che siano pronti a fare qualcos'altro. Nello stesso momento che abbiamo fatto questo è arrivata l'ambulanza medicalizzata di Cittadella, che ha preso in carico il paziente, l'hanno caricato in ambulanza e hanno continuato tutte le procedure del caso. Una tragedia scampata grazie alla preparazione del 50enne che ora chiede che chiunque sia formato per intervenire in emergenze del genere. Più gente è formata, meno sono le probabilità che il paziente non ce la possa fare, perché l'importante in questi casi è agire tempestivamente, sapendo quello che si deve fare, e la cosa più importante è il massaggio cardiaco. Il massaggio cardiaco è la cosa che fa la differenza in questi casi. Pochi istanti di pubblicità, ripartiremo dall'economia, la crisi Superjet nel veneziano e poi ad Asiago, fra pochissimo. La novità più grave è che abbiamo 15 giorni e arriviamo a fine mese. Se entro fine mese non abbiamo il finanziamento da parte del Demanio di Roma per poter andare avanti, il rischio vero è che mettano in liquidazione la società e faccia fallimento. Scenario sempre più cupo per Superjet. Senza i 7 milioni di euro richiesti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'azienda andrà verso la liquidazione, e quanto ha dichiarato l'amministratore delegato Camillo Perfido al termine delle 2 ore di confronto con i sindacati all'unità di crisi della Regione Veneto presso Veneto Lavoro a Mestre. Il tavolo in Regione è stato riconvocato per il 5 di marzo. Per gli oltre 100 lavoratori di Tessera la situazione d'avvertenza preoccupante è divenuta da crisi nera. Però resta il fatto che noi ad oggi continuiamo a girare attorno a un aspetto, e cioè che questo ente, questo comitato di sicurezza finanziario, per quel che ci riguarda,
decide di girarsi dall'altra parte quando si tratta di prendere delle decisioni che riguardano il nostro futuro. Se entro 15 giorni non arriveranno risposte concrete dal MEF, scatterà il piano B, chiedere a Leonardo, che detiene il 10% delle azioni, l'integrazione del personale Superjet per salvaguardare i 110 lavoratori sospesi da anni in una situazione di stallo aggravata dalle sanzioni internazionali e dal blocco delle attività della joint venture aeronautica. Leonardo, che fino ad oggi è rimasta assente dai tavoli, non si è mai fatta sentire e insomma su 55.000 lavoratori, come si dice, assumere, come si dice, all'interno del perimetro di Venezia competenze, tra l'altro ex officine aeronavali, quindi sempre Leonardo, insomma potrebbe essere una soluzione che mette finalmente a riparo queste famiglie. Siamo rientrati, questo è il dramma della situazione del Superjet, e quindi siamo ripartiti con l'economia, e poi c'è un problema ad Asiago che ha ovviamente ripercussioni un po' in tutti i settori. Parliamo della tubatura che viene rotta per la posa di una fibra ottica ed è polemica. Buongiorno a Vanessa Banzato. Buongiorno a te Nicola e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Noi ci troviamo proprio ad Asiago davanti all'impianto di teleriscaldamento che è rimasto chiuso a seguito di un guasto di una tubatura. Pensate, una perdita di 70 litri al minuto d'acqua, molto probabilmente è stato causato dalla posa della fibra ottica. Purtroppo non è un episodio isolato non soltanto ad Asiago ma anche nell'intero altopiano. Certo è che ieri mezza città è rimasta al freddo, oggi in via precauzionale le scuole sono rimaste chiuse. Sindaco, però questa situazione va accertata assolutamente. Ma la società di gestione della centrale di biomasse sta conducendo tutti gli approfondimenti relativi alla verifica di eventuali responsabilità, perché è evidente che dopo questo scavo è emersa la presenza di un foro derivante dal collegamento interno non voluto all'interno del tubo del teleriscaldamento di un altro cavo che sembra quello della fibra ottica. Quindi il danno che è stato causato è importante, perché abbiamo dovuto emettere un'ordinanza addirittura di chiusura delle scuole per ieri pomeriggio e nella giornata di oggi. Tutti i plessi pubblici hanno avuto l'interruzione del riscaldamento e ben oltre 400 utenze altrettanto. Per fortuna la società di gestione, di cui fa parte anche il comune, è stata solerte nell'informazione ed ha avuto modo di suggerire anche modalità organizzative per evitare che vi fossero i raffreddamenti dei locali sia pubblici ma anche dei locali privati. Quindi il disagio è stato assolutamente minimo, non ci sono state ripercussioni. Già in serata ieri la rete del teleriscaldamento era attiva e i termosifoni erano caldi, però resta da acclarare la responsabilità per questo guasto, che è una rete perfetta, integra, che è stata forata da un tubo che è stato inserito all'interno di questa dorsale da terzi, e quindi bisognerà capire di chi è stata la responsabilità di questo guasto. Tra l'altro non è la prima volta che succede un episodio simile qua ad Asiago. Ma nel caso della fibra ottica sono stati utilizzati molto spesso sistemi di scavatura sotterranee, e quindi con apparecchiature molto particolari che ovviamente hanno creato altri danneggiamenti. Però ecco, è questo anche uno dei motivi per cui l'amministrazione a fine mese andrà in Consiglio Comunale con una norma nel regolamento che prevede il divieto assoluto di utilizzazione di queste strutture, di questi macchinari che prevedono la perforazione sotterranea senza aprire il sedime stradale. Ecco, in poche parole, in parole semplici. Quindi vogliamo che ci sia maggiore serietà nella conduzione di queste lavorazioni e vogliamo evitare che ci siano queste apparecchiature che molto spesso hanno creato dei problemi anche alla rete viaria, non soltanto alla rete viaria ma anche ai cittadini. Certo, anche perché in questo caso è andata bene, perché insomma c'è stata soltanto l'interruzione dell'impianto, le scuole sono state chiuse, magari anche i ragazzini sono stati anche felici di stare 2 giorni in più a casa. Non è andata
bene altrettanto a Gallio, perché ricordiamo cosa è successo lo scorso, il primo ottobre del 2024, quando proprio in via Eck, durante gli scavi per la posa della fibra, è stato bucato un tubo del gas che ha fatto esplodere l'abitazione del dottor Rossato, che è rimasto vittima di quella terribile esplosione. Quindi responsabilità che al momento adesso sono appunto in corso, sono terminate le indagini, sono state indagate ben 11 persone, quindi chiederei proprio alla regia se può mandare il servizio in cui si ricostruisce la dinamica di questo terribile episodio. La grande sorpresa è stata quella di constatare l'innesto derivante appunto da un foro nella rete di un tubo verosimilmente della fibra ottica, per il quale si dovranno condurre certamente anche in ordine alla responsabilità per questo danno causato. Le immagini sono emblematiche, si vede chiaramente un tubo trasversale che entra nella condotta principale del teleriscaldamento, forandola e causando la perdita di 70 litri d'acqua al minuto. Una situazione che neppure i tecnici si aspettavano e che ora impone delle verifiche per l'accertamento delle responsabilità del danno. Sul fronte dei lavori di riparazione tutto è andato avanti senza particolari intoppi. I lavori di ripristino della rete del teleriscaldamento si sono conclusi, è stato un impegno importante da parte della società Bienergia, che ha voluto nell'arco temporale di 7 ore ripristinare la conduttura del teleriscaldamento, fornendo quindi riscaldamento non soltanto alle strutture pubbliche ma anche alle molte utenze private. Ci sono circa 400 utenze allacciate. Ad Asiago dunque si torna lentamente alla normalità. Comunque le scuole rimarranno chiuse anche domani, come previsto dall'ordinanza. I disagi sono stati minimi anche grazie all'ordinanza di chiusura delle scuole, perché nella serata di oggi si riprenderà l'erogazione del riscaldamento, con la possibilità già nei prossimi giorni di garantire il calore nelle case e anche nei plessi pubblici. Siamo alla cronaca. Con una copia delle chiavi entra nella casa dell'ex convivente che l'aveva denunciato per maltrattamenti il giorno prima, ma il tempestivo intervento dei carabinieri in zona per servizi di controllo del territorio riescono a bloccarlo prima che possa aggredire la donna. Un 47enne di Vedelago arrestato dai militari. Nel corso degli accertamenti è inoltre emerso che poco prima dell'episodio il 47enne aveva minacciato l'ex di diffondere sue immagini intime. Per questo è stato anche denunciato per il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicite. Per l'uomo è scattato il divieto di avvicinamento alla parte offesa con l'applicazione del braccialetto elettronico. Intanto a Mestre c'è stato un convegno per parlare proprio di donne e di responsabilità e di libertà su vari fronti. Donne, lavoro e libertà, l'empowerment femminile, il lavoro, la retribuzione, il gender pay gap, anche legato alla violenza economica. È importante parlarne con le associazioni come il CNA, con le reti come i centri antiviolenza e con la società civile. È un lavoro comune di sensibilizzazione. Anche la deputata Martina Semenzato è intervenuta al convegno Donne, Lavoro e Libertà al municipio di Mestre, promosso dal Comitato Impresa Donna di CNA Venezia. L'incontro, dedicato al tema importante dell'indipendenza economica come strumento di autonomia e rinascita per le donne, perché esiste anche una violenza economica. Anche con il nostro centro antiviolenza abbiamo la consapevolezza che tante donne che sono vittime di violenza non sono autonome dal punto di vista finanziario, quindi attività di sensibilizzazione su questo tema e non solo sulla violenza visibile come può essere quella fisica o insidiosa come può essere quella psicologica, fare un focus sull'importanza dell'empowerment femminile, dell'autonomia delle donne dal punto di vista economico è assolutamente fondamentale. Mestre e Venezia sono le elezioni amministrative di Venezia che tengono banco, è una la città più importante che va al voto ovviamente nella prossima tornata elettorale. E allora il candidato sindaco del centro-sinistra Andrea Martella parla non solo di Venezia ma anche di Mestre. Le realtà sono diverse anche se il comune è identico. Allora ci sono proposte proprio per Mestre. Avere una figura come il prosindaco di Mestre
o la prosindaca, potrà essere qualcosa di molto importante per fare in modo che questo tipo di attenzione amministrativa alla terraferma si possa concretizzare. Non solo Venezia, non solo centro storico, la Serenissima è tale solo se vista nel complesso, Mestre in primis, per cui nell'area del centro-sinistra si sta pensando di reintrodurre la figura del prosindaco, partendo dal presupposto che se da un lato l'amministrazione di Venezia è quella di una città metropolitana, dall'altro c'è la necessità di affrontare la complessità che comporta governare laguna e terraferma, ognuna con le proprie difficoltà e caratteristiche. Io credo che andrà dato nuovamente potere alle municipalità, che nel corso di questi anni sono state azzerate e che invece possono avere strumenti, funzioni e poteri per avvicinare di più i cittadini nelle scelte e nella risoluzione dei problemi. L'intento del candidato sindaco del centro-sinistra è dunque quello di rafforzare non solo la presenza sul territorio, ma anche avere figure e strutture istituzionali di riferimento perché ogni quartiere abbia il giusto peso e il giusto ascolto. Penso al fatto che bisogna riportare nel territorio, nei quartieri, il presidio dei vigili urbani, della polizia locale, con una presenza costante di quello che una volta si sarebbe chiamato il vigile di quartiere. Ripensare il welfare cittadino, agire con politiche sociali per l'inclusione e l'integrazione, risolvere il problema dei buchi neri urbanistici partendo dall'illuminazione e dalla rigenerazione urbana degli spazi per farli tornare a diventare luoghi vitali ripartendo dal commercio. Costruiremo un tavolo per la sicurezza e per la rivitalizzazione commerciale con le categorie, con tutti i soggetti interessati per combattere le chiusure e per permettere l'insediamento di nuove attività economiche. La sanità, l'ULSS 6 Euganea fa il bilancio di 5 anni di attività con una pubblicazione che può essere interrogata dagli utenti grazie a un programma di intelligenza artificiale che consente di parlare con l'azienda sanitaria in tempo reale. Siamo vicini, lo ricordava il presidente Stefani poco fa, al rinnovo anche dei direttori generali. Un bilancio di 5 anni in ULSS 6. 5 anni di lavoro segnati profondamente dalla pandemia di Covid-19 e dal progressivo ritorno alla normalità. Tutto questo però non ha fermato gli investimenti dell'USL 6 Euganea, che durante il mandato 2021-2025 ha raggiunto e superato i 244 milioni di investimenti totali, concentrati per l'81% nell'edilizia e il 14% su strutture tecnologiche. Il PNRR ha finanziato 40 milioni per le case di comunità, quasi 9 milioni per gli ospedali di comunità e quasi 2 milioni per le centrali operative territoriali. L'attività sanitaria ha mostrato crescita costante, i ricoveri infatti sono aumentati del 20%, le prestazioni ambulatoriali del 7%, l'attività chirurgica programmata del 30%. L'evoluzione del bisogno porta ad un aumento, ad incrementare comunque il fabbisogno, diciamo, di erogazione di servizi, e questo comporterà comunque anche da una parte un incremento di fabbisogno di risorse, ma ripeto anche di reingegnerizzazione. Liste d'attesa e accessi aumentati al pronto soccorso, soprattutto per i codici bianchi, testimoniano una richiesta di risposte veloci da parte della popolazione, che deve però fare i conti con una carenza cronica di personale sanitario. Un altro elemento importante che ha pesato molto e pesa tuttora, che è la carenza di personale, infermieri, medici, che ci ha condizionato tante volte in pronto soccorso, senza però chiudere i servizi, che ci sta condizionando e che speriamo appunto nel tempo possano effettivamente appunto risolversi anche attraverso appunto diverse organizzazioni. L'USL 6 si adegua anche alla tendenza all'invecchiamento della popolazione. La speranza di vita è in crescita. Nel 2024 ha raggiunto 82 anni e mezzo per gli uomini e 86 anni per le donne, superiore alla media nazionale. L'incremento degli anziani, perché l'incremento della fragilità, della cronicità che appunto abbiamo avuto e che avremo, ci sta spingendo comunque le politiche sanitarie, direi anche nazionali, proprio nel potenziare proprio il territorio in un sistema integrato dove la sanità in quanto tale, gli ospedali, i distretti si devono appunto integrare con gli ambiti sociali.
In questi 5 anni sul fronte della prevenzione, la campagna vaccinale contro la bronchiolite ha dimostrato un impatto straordinario con la riduzione del 65% dei ricoveri nei neonati. Le campagne anti-influenzali hanno mantenuto adesioni elevate, con 197.000 dosi somministrate in questa stagione. Per l'USL 6 il bilancio di mandato è un momento di riflessione che viene condiviso con i cittadini, che lo possono interrogare grazie all'intelligenza artificiale che gli aiuta ad avere risposte su investimenti e sfide per il futuro. Vi leggo alcuni aggiornamenti dall'ANSA. La prima riguarda la sanità, riguarda l'ULSS 2 ed è un nuovo allarme che si registra in ULSS 2 e non soltanto in ULSS 2, ma nel caso specifico proprio qui, cioè dopo la ludopatia, il Dipartimento delle Dipendenze dell'ULSS 2 di Treviso si trova da qualche tempo impegnato a gestire un fenomeno che si somma in qualche modo ai problemi connessi al gioco d'azzardo compulsivo e al gaming disorder, e cioè del trading online, la tendenza a utilizzare il web in modo patologico per transazioni finanziarie. Se nel 2023 si registrava un solo caso di trading compulsivo, spiegano i vertici dell'azienda sanitaria, oggi nei distretti di Treviso, Asolo e Conegliano le situazioni gestite sono 15, sono passate da 1 a 15 in 2 anni. In totale nel 2025 sono stati 228 gli utenti presi in carico per problemi connessi al gioco d'azzardo patologico, ma si innesta questo nuovo problema del trading online compulsivo, cioè operazioni finanziarie in modo compulsivo, 15 casi. Ci sono appunto, tornando invece al discorso del gioco d'azzardo patologico, sono ancora maggiormente gli uomini a chiedere un supporto rispetto alle donne. La richiesta di aiuto avviene per un coinvolgimento massiccio verso le slot, sia fisiche che online o modalità mista, mentre in Italia il gioco d'azzardo più diffuso nella popolazione è, lo sappiamo, il gratta e vinci. Dunque un nuovo allarme delle dipendenze riguarda, pensate, il trading online patologico. Un'altra notizia che arriva dalla Marca, ma riguarda Castelfranco, e che riguarda un po' un inghippo che c'è stato per il Consiglio Comunale, per il Comune, dopo l'elezione di Stefano Marcon in Consiglio regionale. Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco. Il Consiglio Comunale di Castelfranco è convocato per mercoledì prossimo per votare la decadenza da sindaco di Stefano Marcone, eletto in Consiglio regionale. Il prefetto di Treviso ha richiamato il Comune sulla procedura relativa alla incompatibilità di Marcon, sottolineando la necessità che il Consiglio Comunale intervenga per risolvere la situazione rimasta aperta dopo il pareggio di voto nella seduta dello scorso 10 febbraio e la mancata rimozione della incompatibilità da parte del sindaco. È diciamo un ostacolo burocratico che però sta paralizzando l'attività di Castelfranco Veneto. Dunque c'è stato questo richiamo del prefetto e ci sarà l'unico punto del giorno, quel giorno, cioè mercoledì prossimo, un consiglio regionale ad hoc su questo ostacolo da evidentemente superare. Alcuni aggiornamenti ve ne daremo altri ancora fra poco. C'è da tornare però nel Vicentino con la morte a 102 anni di Valentino Bortoloso, il partigiano Teppa, l'ultimo del comando dell'eccidio di Schio. 54 furono i morti nelle carceri. Si è spento alla casa di Schio a 102 anni il partigiano Valentino Bortoloso, conosciuto come Teppa. Il suo nome è legato indissolubilmente all'eccidio nel carcere di Schio, nella notte tra il 6 e il 7 luglio 1945, quando a guerra finita un comando di partigiani della polizia ausiliaria fece irruzione nel penitenziario, aprendo il fuoco sui detenuti. Morirono 54 persone, tra cui fascisti ma anche detenuti comuni e alcune donne, decine i feriti. Un episodio che segnò profondamente la comunità scledense e che ancora oggi divide. Arrestato dalle autorità americane, Bortoloso fu condannato a morte. La pena venne poi commutata all'ergastolo e nel 1955 tornò in libertà.
riprese a lavorare all'Anificio Rossi, si sposò e si impegnò nella vita associativa, nell'ANPI, nel PC, nel sindacato e nell'ARCI. Negli anni la sua figura è rimasta al centro di polemiche. Nel 2016 gli fu revocata la medaglia della liberazione per il ruolo nell'eccidio. Nel 2017 un gesto simbolico di riconciliazione, la firma di un documento di pace e perdono promosso da Anna Vescovi, tentativo di elaborare una memoria dolorosa e condivisa. Con la morte di Teppa si chiude un capitolo di storia vissuta. Resta il confronto, ancora aperto, tra memoria, giustizia e riconciliazione, in una città come Schio che non ha mai smesso di interrogarsi sul proprio passato. L'eccidio fu un grave errore, ha sempre ripetuto Bertoloso, ma eravamo giovani e quel giorno gli inglesi avevano lasciato la piazza di Schio senza difese. Noi cademmo nel loro gioco. Cambiamo argomento, nuovo organo, la Basilica di San Marco sarà pronto per il 2028 e composto da circa 5.000 canne suddivise in 4 corpi posizionati ai lati della cattedrale. Doniamo a San Marco, tra un po' ci sarà la sua festa, e doniamo un grande organo, vorrei dire il più bello del mondo. Un organo a 4 corpi, 4 sorgenti, posizionate ai lati della basilica e circa 4.600 canne per rendere il suono armonico, omogeneo, mistico, potente. L'auspicio è quello di sentirlo suonare in San Marco nel 2028. Il nostro organo precedente era del 600, sentiva un po' gli anni. Lo recuperiamo, ma gli affianchiamo un organo con le moderne tecnologie. Un ripristino del vecchio organo che mancava da oltre un secolo e che con l'installazione del nuovo che arriverà potrà suonare ancora come un tempo la famosa musica a 2 organi tipica della Basilica. Consegnare alla Basilica uno strumento nuovo per la grande letteratura organistica mondiale e anche uno strumento che possa parlare al futuro musicalmente. Le maestranze saranno quelle della ditta Kleis di Bonn e la ditta Zanin di Codroipo, in provincia di Udine. Sono 2 ditte di 7 e 4 generazioni di esperienza che hanno operato in tutto il mondo e quindi qui faranno una sintesi della loro esperienza secolare. La musica ha sempre rappresentato nella storia dell'umanità un modo di esprimere qualcosa in modo particolare. Quindi la Chiesa ha sempre individuato nel canto un'espressione particolarmente gioiosa di incontro e di condivisione. Un'altra notizia di cronaca che viene dal veneziano ed è terribile, parliamo ancora di violenza sulle donne. Si fa consegnare il cellulare dalla ex e manda un SMS ai genitori della donna scrivendo che l'avrebbe uccisa. Sui social ha poi postato una foto di lei con una pistola, una canzone che dice "non mi spaventa niente", un messaggio ben preciso. Per questi e per altri episodi i carabinieri hanno notificato un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico a un uomo di 36 anni che perseguitava l'ex compagna a Musile di Piave. L'indagine è scaturita dalla denuncia sporta dalla donna che si era presentata a gennaio ai carabinieri. Aveva riferito di aver iniziato la relazione sentimentale nell'aprile del 2025 e quell'uomo avrebbe cominciato ad assumere un comportamento ossessivo nei suoi confronti, controllandole il telefono cellulare per verificare con chi scambiasse i messaggi. In 2 occasioni il 36enne avrebbe anche minacciata di morte, in una circostanza brandendo un martello e in un'altra puntandone un coltello alla gola, ma lei non aveva finora sporto denuncia. L'SMS ai genitori risale a gennaio, quando l'uomo aveva raggiunto la ex davanti al luogo di lavoro. Condotte persecutorie che hanno costretto addirittura la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita e resa necessaria dunque l'emissione da parte dell'autorità giudiziaria del provvedimento del divieto, di avvicinamento e di braccialetto elettronico che è stato disposto oggi. Dunque ancora un'altra storia di cronaca con donne purtroppo vittime. E poi torniamo a parlare di ragazzini protagonisti purtroppo della cronaca. Andiamo a Susegana da Christian Arboit. Che storia ci racconti?
Buongiorno Nicola, buongiorno di nuovo. Ti racconto la storia con Tommaso Migot per la parte tecnica di alcuni ragazzini che ieri sono saliti sulla copertura della palestra comunale, sono saliti sui tetti, destando preoccupazione e anche allarme. Siamo in pieno centro a Ponte della Priula, in via Volta. Questa è una struttura nota e frequentata. Qui con me c'è l'assessore comunale alla protezione civile Alessandro Petenò, che saluto e ringrazio. Petenò, cos'è successo ieri circa alle 4:30, 5 del pomeriggio? Sì, buongiorno a tutti. Ieri pomeriggio siamo stati contattati da alcuni cittadini che fanno parte tra l'altro del controllo e vicinato e che ringraziamo, che con senso civico ci hanno appunto avvertito che c'erano dei ragazzini sul tetto della palestra. Questo ci ha permesso di contattare immediatamente la polizia locale, che è intervenuta per riconoscerli e sostanzialmente per ammonirli su un comportamento che non deve essere assolutamente ripetuto e perpetrato, perché è assolutamente pericoloso per l'incolumità dei ragazzi. Quanti erano? Ma si parla di 3-4 ragazzini. 4 ragazzini adolescenti, tutti minorenni? Sì, mi sembra proprio di sì. Senta Petenò, come hanno raggiunto la copertura il tetto? Ma lì c'è una scala d'emergenza e purtroppo sono riusciti ad accedere con un po' di fatica, ma chiaramente sono riusciti ad accedere a questa scala che è lì per emergenza, ma che purtroppo non deve essere utilizzata per questi motivi. Un gioco pericoloso. Un gioco pericoloso, una bravata che però potrebbe costare caro. E siccome noi siamo preoccupati per i nostri ragazzi, sarebbe bello che le famiglie collaborassero e facessero rete insieme a noi e aiutassero a capire e a far comprendere ai figli della pericolosità che a volte queste bravate possono provocare. Senta Petenò, adesso come vi muoverete? È intervenuta la polizia locale, sono intervenuti anche i carabinieri, mi pare. Come interverrete come comune? Farete delle mosse con questi ragazzi, con le famiglie? Ma sicuramente parleremo con le famiglie, con i genitori di questi ragazzi e con i ragazzi stessi, e dopodiché, ripeto, il comune ha sempre le porte aperte. Se ci sono delle problematiche particolari, i nostri uffici sono sempre pronti a rispondere, ad accogliere i desiderata di queste persone, se dovessero esserci dei disagi. Se sono solamente delle bravate, confidiamo chiaramente nell'intervento delle famiglie, che devono giocare insieme a noi e devono fare squadra e rete, ripeto, con noi, per far capire ai propri figli che non sono cose da fare. Questi ragazzini si sono giustificati in qualche modo nell'immediato? Assolutamente, un giro sul tetto, perché è bello così. Questo è purtroppo il problema grande. Quindi insomma, diciamo, futili motivi, l'hanno presa troppo alla leggera. Troppo alla leggera, una bravata. Però appunto diciamo che da non ripetere, perché insomma mi pare che le condizioni fossero di pericolo. Assolutamente da non ripetere, ripeto, una bravata fortunatamente segnalata da questi aderenti al controllo vicinato, che ci hanno dato una mano e hanno fatto rete insieme a noi per bloccare quello che potrebbe essere stato un gioco pericoloso. Senta, possono a questo punto scattare delle multe, delle sanzioni a questi giovani, ai genitori? Ma personalmente a me non interessa la multa. A me basterebbe far capire a questi ragazzi che ci sono delle bravate che magari si possono fare ed altre che non sono assolutamente da fare. Grazie Alessandro Petenò, un messaggio forte e chiaro da Ponte della Priula con Tommaso Migot. Nicola, ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Boit e Tommaso Migot, grazie anche al tuo ospite. Noi invece adesso parliamo di qualcosa di bello, parliamo del Carnevale. Con i maestri artigiani, parliamo di Venezia, che escono dai laboratori e tornano nei campi della città. Al via per il Carnevale 2026 il progetto Botteghe Artigiane in Mostra, promosso da CNA Venezia con Comune e Vela. Portiamo gli artisti, gli artigiani bravissimi, li portiamo direttamente a mostrare il loro saper fare tra la gente che passa per strada. I maestri artigiani veneziani escono dalle botteghe e tornano ad animare campi e campielli, 7 eccellenze locali protagoniste di 30 giornate di dimostrazione dal vivo e workshop gratuiti. È importante riuscire a far comprendere che il manufatto che queste botteghe realizzano sono a tutti gli effetti paragonabili a pezzi unici, a qualcosa di assolutamente irripetibile. Obiettivo: valorizzare il saper fare tradizione, che rappresenta il 35% dell'economia della Venezia storica, e trasformare la sperimentazione in un appuntamento stabile durante tutto l'anno. L'artigiano non è solo il saper fare, ma anche è il luogo in cui questa magia, cioè l'incontro tra
artigiano, committente e materiale avviene, e grazie a questa iniziativa riusciamo finalmente a riportare il committente, anche giovanissimo, a riscoprire i mestieri artigiani tradizionali. Riportare i mestieri nello spazio pubblico, anche con particolare attenzione rivolta a bambini e ragazzi invitati a scoprire da vicino i mestieri della tradizione e a lasciarsi ispirare dal lavoro manuale, possibile seme delle nuove leve artigiane di domani. Potranno coinvolgere, io spero veramente tanto, i bambini, soprattutto i ragazzini, che potrebbero anche pensare, vedendo questa cosa così particolare, anche che sia il loro lavoro del futuro. E quindi noi stiamo puntando soprattutto sulla qualità come amministrazione, sull'artigianato, perché l'artigianato a Venezia è la storia, insomma, della nostra bellissima città. Tutto quello che c'è qui a Venezia è fatto dalle mani sapienti di artigiani. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.